benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Esaurita la spettacolare eruzione dell'Etna di ieri sera, fontane di magma alte 6 km dal cratere di sud-est, 2 le colate laviche, cenere su Fiume Freddo, Calatabiano e Giardini Naxos, ripulita la pista dell'aeroporto di Reggio Calabria, scalo operativo. Famiglia in corteo a Catania in solidarietà con i genitori adottivi di Miele, il bimbo conteso fra madre naturale e adottiva. Un figlio, insistono, è di chi lo cresce e lo educa, non di chi lo genera e subito lo abbandona. Gela, raccolti devastati, abitazioni svaligiate e date alle fiamme, le campagne della zona in mano a criminali che spadroneggiano tra le coltivazioni. La protesta degli agricoltori, lo Stato assente ci difenda. Alcol, droga, mala movida, convegno a Palermo sul malessere dei giovani nelle città e nelle periferie. Don Ciotti, la violenza dei ragazzi è specchio della loro fragilità. In Sicilia brillano 3 nuove stelle Michelin che premiano chef di Marina di Ragusa, Noto e Siracusa. Tra poco a pranzo da uno dei 3 grandi cuochi, a Ortigia. Calcio, il Catania di Lucarelli cerca di proseguire la striscia vincente. Domani al Massimino arriva la Virtus Francavilla. Lucarelli prima della partita. L'entusiasmo non deve trasformarsi in euforia. Altro esame per il Messina che, reduce da 5 sconfitte consecutive, fra poco scende in campo in casa del Monterosi, ultimo in classifica. In Serie B prosegue il periodo no del Palermo. I rosanero perdono in casa con il Catanzaro che domina al Barbera e si impone 2-1. Corini comunque confermato in panchina. Bentrovati. Catania, un corteo per chiedere giustizia per Miele. Questa mattina manifestazione a sostegno del piccolo di 3 anni perché si è affidato alle cure dei genitori adottivi, dopo che invece il Tribunale di Catania ha deciso di restituirlo, per dire in qualche modo, alla madre naturale che lo aveva abbandonato. I figli sono di chi li cresce, dicono tante mamme. Emanuela Corsi. Questo cartello genitori non si nasce, si diventa. Io sto con Miele. Significa che io ho partorito mio figlio, ma sono diventata veramente madre quando l'ho preso in braccio e ho cominciato a crescere insieme a lui. Un corteo a Catania per chiedere giustizia per Miele, il piccolo di 3 anni conteso tra i genitori adottivi e la madre naturale che dopo averlo abbandonato lo ha rivendicato. Entro il 28 dicembre il bambino, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, dovrà tornare alla madre biologica, una donna originaria di Modica. Una decisione che ha suscitato l'indignazione di tante famiglie che con cartelli, messaggi e palloncini arancioni hanno manifestato sfilando da Piazza Roma lungo la via Etnea. Il bambino ha già una famiglia che è l'unica che conosce, i figli sono di chi li cresce, di chi li accudisce, di chi li ama. Io sono la mamma di un bimbo di 3 anni e l'idea che mio figlio, come Miele in questo momento, possa essere staccato da me è devastante non solo per me, ma già a 3 anni un bambino conosce le figure genitoriali, gli affetti. Un bambino che sta a 3 anni con i genitori affidatari, che è amato, che è curato, come si fa a strapparlo? Immagino il dolore di questi genitori, ma anche immagino il dolore che potrebbe provare Miele. Non solo donne, ma anche tanti papà presenti al corteo. Io dico sempre che i figli non sono di chi li partorisce, ma di chi se ne prende sempre cura. La manifestazione è stata organizzata da Maria Elena, che come i genitori di Miele ha condiviso il percorso di adozione. La dobbiamo smettere di fare distinzioni tra biologico e adottivo. Siamo famiglie che amano al pari di qualsiasi altra famiglia. L'iniziativa si aggiunge alla petizione aperta su change.org, dove attualmente si contano quasi 40.000 firme. Rubano tutto, dalla paglia al ferro, poi lasciano i campi devastati. Da mesi a Gela la situazione nelle campagne è drammatica. Gli imprenditori, ostaggio di pochi criminali, chiedono l'intervento dello Stato. Ecco le testimonianze raccolte da Gerry Italia.
Raccolti distrutti, abitazioni svaligiate, spesso date alle fiamme e campagne gelesi sempre più in mano a pochi criminali che devastano le coltivazioni per ritorsione o semplicemente per ricavare qualche euro dalla vendita del ferro. Non solo incendi anomali, ma anche veri e propri raid finalizzati a danneggiare i raccolti. Molti dei proprietari colpiti hanno deciso di segnalare quanto accaduto, lo fanno però in maniera anonima per paura di ritorsioni, come Rocco, a cui hanno portato via tutto. Quanti furti hai subito? Nell'ultimo periodo già 2 consecutive nel giro di una ventina di giorni. Mi hanno lasciato completamente senza nessuna attrezzatura. Non posso fare più affrontare il prossimo anno la campagna che si deve fare. Non mancano poi segnalazioni relative ai continui pascoli abusivi che senta Angelo, un altro imprenditore agricolo. Ti sto in base e ti prendono per scemo. Non ti minacciano, perché effettivamente loro sanno che se minacciano potrebbe anche avere conseguenze. Iniziano un po' ora, un po' a poco a poco, in modo che il danno, diciamo, venga digerito, diciamo, dal coltivatore. Però a poco, poi se poi uno si lamenta, poi il danno lo fanno completamente. Le campagne così diventano terra di nessuno, eppure secondo Rocco basterebbe poco per individuare i responsabili. Non ci sono nessuno controllo, le denunce vengono fatte, anche i carabinieri aprono le braccia e dicono purtroppo, diciamo, la legge non ci permette di intervenire come vogliamo intervenire. Noi ci sentiamo completamente abbandonati dallo Stato. Le denunce di Rocco e di Angelo, così come quelle di decine di altri agricoltori, sono state raccolte dall'associazione antiracket gelese, che nei prossimi giorni incontrerà il prefetto di Caltanissetta per chiedere interventi decisi. Cercherò di parlare anche col prefetto, ho già parlato con qualcuno delle forze dell'ordine che mi danno la disponibilità, però penso che è una situazione molto più generalizzata. Quindi questo racket tra pastori e chi ruba il ferro è diventato un unicum che bisogna combattere. Alcol, droghe, mala movida, sfiducia nel futuro. Convegno a Palermo sul malessere dei giovani nelle città e nelle periferie. A Don Ciotti, presidente di Libera, abbiamo chiesto quale può essere l'ancora di salvataggio per i ragazzi privi di progetti. Sentiamo Marco Gullà. Quali trasformazioni per una città più giusta? E questo è il tema di un confronto alla presenza di Don Luigi Ciotti, andato in scena oggi a Palermo. Una riflessione sulla città che desideriamo, a partire soprattutto dalle periferie. Uno dei temi caldi però che riguardano il territorio è il valore dei giovani. Giovani che spesso si perdono tra alcol, droghe e anche malamovida. Don Ciotti prova a dare la sua motivazione a tanti episodi inquietanti successi a Palermo e anche in Sicilia. Cresce questa violenza. E molti ragazzi è un modo per dire che io ci sono, per affermarsi, per sottolineare la loro presenza e arrivano a fare dei gesti di richiamo forti, non condivisibili, che ci inquietano, che ci pongono delle domande, ma dobbiamo cogliere quello che apparentemente sembra una forza e in realtà denuncia una fragilità delle persone. Atti di violenza tra i giovani per dire io ci sono, io esisto. Eppure la politica dovrebbe fare molto di più per tutti questi giovani, dice Don Ciotti. È la politica che deve dare la sua risposta, che vuol dire fare le politiche, perché l'essenza della politica è fare le politiche. Se la politica non fa le politiche, non è politica, è un'altra cosa. Sulle periferie abbandonate, soprattutto al sud, Don Ciotti ha la sua ricetta. Ecco quale. Cresce la fragilità, cresce l'emarginazione, cresce la rabbia e alla città della rabbia si deve rispondere con la città della cura. Cresce i ragazzi a cui mancano degli appigli, di punti di riferimento, delle opportunità e quindi è una città che deve interrogarsi. A Bagheria i carabinieri di Siracusa hanno arrestato a Siracusa i carabinieri hanno arrestato un operatore ecologico di Priolo Gargallo per usura e tentata estorsione a un imprenditore. Secondo le indagini, la vittima, che aveva avuto un prestito di 6.000 euro, avrebbe dovuto ripagargli 40.000 euro con rate mensili di 1.200 euro ciascuna. Eccoci, siamo arrivati con le immagini dell'Etna. Come vi dicevamo, si è conclusa la spettacolare eruzione di ieri sera.
con altissime fontane di lava e pioggia di cenere fino all'aeroporto di Reggio Calabria. Ripercorriamo queste straordinarie ore di attività vulcanica con il nostro inviato dal versante sud dell'Etna, Luca Ciliberti, l'inviato. Siamo sull'Etna, Nicolosi, quota 2500 metri, quello che vedete alle mie spalle è il cratere di sud-est. Da qui ieri le spettacolari fontane di lava che hanno fatto il giro del mondo attraverso le immagini, attraverso il web. Molti i turisti curiosi che hanno preso d'assalto la strada provinciale 92 per fotografare queste bellissime immagini. L'attività si è fermata, si è interrotta alle 22:30 circa di ieri sera, adesso è calma apparente, potrebbe rimettersi in movimento il vulcano nelle prossime ore. Lo abbiamo chiesto al vulcanologo del Parco dell'Etna, Salvo Caffo, che ci ha raccontato che cosa è successo e che tipo di eruzione è stata ieri. È stata una delle eruzioni che ha caratterizzato quest'ultima settimana. Noi abbiamo avuto un tremore vulcanico medio-alto, ieri abbiamo avuto un'attività parossistica abbastanza energeticamente importante che è durata più del solito. Che tipo di colate sono state? Se c'è stata colata o sono stati solo dei trabocchi? Ci sono state 2 colate di trabocco, una in direzione sud-sud-ovest, quindi in direzione Monte Provento Supino, e una in direzione verso la Valle del Bovo, diciamo nel versante orientale. Potremmo assistere a ulteriori eruzioni nelle prossime ore? Sì, molto probabilmente ci sarà, perché si era innescata una dinamica di tipo ciclica perfettamente compresa dai colleghi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che avevano nei loro report già informato anzitempo su quale poteva essere l'attività che si sarebbe sviluppata e che puntualmente quasi ogni giorno, come molti avranno anche visto su articoli scritti da Marco Neri o da Boris Benck, in maniera ciclica, cioè già sapevamo al mattino che all'aumentare dell'ampiezza del tremore vulcanico a certi tipi di valori avrebbe avuto luogo un'attività stromboliana che poi evolveva in un'attività un po' più violenta. Durante l'eruzione si è verificata anche emissione di cenere lavica che, sospinta dai venti nord-orientali, si è prima depositata nella zona di Taormina, Giardini Naxos e Fiumefreddo, sino ad arrivare poi in tarda serata nella pista dell'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Dicevamo, turisti tanti, anche a quota 1900 metri, vengono qui per guardare l'Etna, per vedere se c'è ancora qualcosa da fotografare. Raccomanda prudenza il titolare della funivia dell'Etna, Francesco Russo Morosoli, che proprio stamattina era sugli impianti, l'abbiamo sentito. Si vedete tutti i tipi di turisti venire da ogni parte del mondo, qualcuno anche impreparato. Voi insomma state qui anche per spiegare come bisogna fruire del vulcano. Assolutamente, salgono molti impreparati perché soprattutto nel periodo estivo vengono dal mare, quindi infradito, costume, qui abbiamo tutta l'attrezzatura che noleggiamo al turista, quindi dal giubbotto, le giacche a vento, le calze, le scarpe, le bacchette, tutto quello di cui ha bisogno il turista per fruire e fare un'escursione in tutta sicurezza e in tutto comfort. La raccomandazione che facciamo a chi vuole venire a vedere anche questo spettacolo della natura? La raccomandazione è sempre la prudenza che deve essere alla base di qualsiasi principio e di qualsiasi approccio al vulcano, perché ricordiamo che stiamo salendo sul vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'umanità, e quindi ci vuole il giusto rispetto, forse è la parola più indicata, rispetto e prudenza. Queste le ultime notizie dall'Etna. Adesso andiamo a Bagheria, dove un professore del liceo classico è stato aggredito da 2 giovani che aveva rimproverato perché scorrazzavano sul marciapiede a bordo di uno scooter. È successo in via Dante, vicino a un bar. Per tutta risposta i 2 giovani hanno schiaffeggiato il professore, che non ha reagito. Invece alcuni ragazzi lo hanno difeso. Nel frattempo è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Bagheria che ha identificato i 2 aggressori. Hanno assaltato le poste di via Pacinotti a Catania nel cuore della notte scorsa, cercando di portar via il bancomat con un escavatore, non senza avere prima bloccato le strade di accesso alla zona, con 5 auto rubate. I carabinieri, allertati da una segnalazione, vedete le macerie di quello che hanno combinato, i carabinieri allertati da una segnalazione hanno bloccato questo spettacolare tentativo di rapina, particolare di cui i ladri non erano a conoscenza, però nell'ATM in quel momento non c'erano soldi. In Sicilia brillano 3 nuove stelle Michelin, tutte nella zona sud-orientale. A metà novembre la cerimonia a Brescia, adesso a pranzo in uno di questi ristoranti, a Siracusa, menù dello chef Torrisi, con Francesco Aloi.
La buona cucina premiata dalla guida Michelin. Sono 3 le nuove stelle assegnate in Sicilia, a Marina di Ragusa, Noto e Siracusa. Noi siamo andati in uno di questi ristoranti a Ortigia. Se l'aspettava? Allora, no, diciamo che è stata una bella sorpresa per tutti, è stato per noi una grandissima soddisfazione. La cerimonia lo scorso 14 novembre al Teatro Grande di Brescia. 26 gli chef che hanno ottenuto la prima stella. Tra loro c'è anche Giuseppe. I suoi piatti con pesce e carni locali, tartufi e funghi dell'Etna hanno fatto colpo. O magari delle preferenze più che altro di ingredienti, però non ho un cavallo di battaglia mio. Oggi cosa ci prepara? Allora, oggi prepareremo un piatto totalmente vegetariano che è presente nella nuova carta autunno-inverno del 2023 e sarà un carciofo con un fondo vegetale, un fondo bruno vegetale ripieno con gli stessi scarti del carciofo, con il gambo facciamo un cappuccino. Gli ispettori Michelin osservano tutto, dalla qualità dei prodotti messi in tavola alla personalità dello chef. Ricevuta la stella, però bisogna fare attenzione. L'ispettore è sempre dietro l'angolo, pronto a darne una nuova, ma anche a toglierla. Il piatto è servito. Buon appetito ai clienti di questo ristorante. Noi restiamo a Catania e il suono che sentirete tra poco è quello che ci fa tornare bambini. La colonna sonora del Natale, la chiesa di Sant'Anna, questo è il luogo, un tempo cappella della famiglia Verga, è stata teatro di un suggestivo concerto di cornamuse e zampogna. Eccole qua, i musicisti del festival, organizzato dalle associazioni Area Sud e Darshan, hanno spiegato le origini e il funzionamento di questi ammalianti strumenti tradizionali. Sempre affascinanti. Va bene, facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con le dichiarazioni di Lucarelli prima della partita del Catania. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio, dopo 2 successi consecutivi in campionato e il passaggio in turno in Coppa Italia, il Catania di Lucarelli affronterà domani la Virtus Francavilla in un Massimino gremito. Marco Carli. Lucarelli l'ha definita la partita più importante del periodo per le insidie che porta sulla strada del rilancio. La Virtus Francavilla indietro in classifica e sulla carta una squadra meno attrezzata delle ultime affrontate e su questo ha invece fatto leva l'allenatore del Catania che fin da mercoledì, dopo il successo ai rigori col Crotone, ha invitato i suoi a puntare l'attenzione sull'avversario successivo. La vera impresa la dovete fare domenica, ha detto al gruppo, proprio per tenere alta la concentrazione, anche perché pure la Virtus ha cambiato allenatore e Occhiuzzi alla prima ha vinto con il Brindisi. Lucarelli anche nella conferenza prepartita avvisa squadra e ambiente. C'è il giusto entusiasmo e deve rimanere entusiasmo, perché se diventa euforia è pericoloso, è molto pericoloso. Noi diventiamo i problemi li abbiamo quando siamo forse troppo euforici e diamo troppo per scontato magari certe cose. Quindi ben venga l'entusiasmo, no all'euforia. Al Massimino, come sempre, diremmo, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, un tifo da Serie A. Le scelte sono ispirate alla continuità, anche se si valuta qualche situazione in difesa con Lorenzini e Castellini favoriti per giocare con Silvestri e Buà. Per il resto, Beters e il ritorno dal primo di Zammarini, Rocca, Di Carmine e probabilmente Marsura. Ma Lucarelli guarda all'intera partita, oltre che al sistema da utilizzare. Ripeto, il rischio magari di quando fai delle vittorie consecutive è quello di pensare di essere diventati bravi e di aver risolto tutti i problemi. Noi bisogna essere bravi a non sentirsi troppo bravi in questo momento. Trasferta delicata oggi pomeriggio per il Messina, che gioca a Teramo contro il Monterosi. Giallorossi in cerca di riscatto dopo 5 sconfitte e a un passo dall'ultimo posto occupato dai laziali. Sergio Colosi. Dopo novembre senza punti e gol, il Messina apre dicembre con uno scontro salvezza per nulla banale.
Fischio d'inizio oggi alle 16:15 a Teramo contro il Monterosi per interrompere la striscia negativa di 5 sconfitte e ritrovare un successo che fuori casa manca da 8 mesi e in generale dallo scorso 14 ottobre. Modica, la cui panchina è sempre più in bilico nonostante le rassicurazioni del presidente Sciotto, si affida per Teramo ai superstiti. 6 assenti lo squalificato Franco e gli infortunati Lia, Giunta, Buffa, De Matteis e Darini. Sarebbero poca cosa in una rosa normale, ma nel Messina pesano e come. 4-3-3, Fumagalli in porta, difesa a 4 con Ferrara e Manetta centrali, Polito e Ortisi ai lati. A centrocampo gli unici 3 disponibili, Firenze, Frisenna e Scafetta. Attacco con Plescia, Ragusa e Zunno. Monterosi ultimo a 2 punti dai giallorossi, dignitoso nel KO di lunedì scorso a Benevento, senza Altobelli e con il rientrante Vano in attacco. Per il Messina sconfitta significherebbe sorpasso. Il Palermo sempre più giù, i rosa perdono in casa con il Catanzaro e finiscono tra i fischi del Barbera. Corini però è stato ancora confermato dal Citigroup. Marco Gullà. Un altro flop al Barbera, Palermo-Catanzaro finisce 1-2, ma soprattutto finisce con i fischi ai rosanero e gli applausi ai giocatori avversari. Un'altra brutta partita della squadra di Corini, totalmente in balia dell'avversario. Il Catanzaro ha vinto nettamente trovando le reti con Iemmello a fine primo tempo e poi raddoppiando con Biasci. All'83esimo il gol di Stulaz è solo un gol per gli amanti delle statistiche perché il Palermo non riesce più a graffiare. Sconfitta più che meritata, la squadra rosanero non gioca a calcio, non corre, non ha idee, è palese che c'è una netta spaccatura tra giocatori e allenatore. La società però continua ad avere il British mood e non esonera Corini per dare la giusta scossa. E così il risultato è quello che è maturato al Barbera. A preoccupare soprattutto l'atteggiamento dei giocatori senza una bussola. Iemmello da rapace segna il gol del vantaggio al tramonto del primo tempo, poi Biasci in contropiede affonda il colpo per il 2-0 mandando in estasi gli oltre 1000 tifosi del Catanzaro nel settore ospiti. Corini mette dentro forze fresche, nessuna scossa. L'unico che prova a risollevare le sorti è Stulaz che segna il gol dell'1-2, ma poco cambia. Il Catanzaro resiste facilmente e porta a casa i 3 punti. Per il Palermo si tratta della quarta sconfitta nelle ultime 7 partite, 5 delle quali giocate in casa. Un trend da retrocessione. Corini però resterà sulla panchina rosanero anche per la prossima partita, che sarà domenica 10 a Parma. Ci fermiamo qui, ci rivediamo alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.